prossimo ospite è Aldo Barbaglia, System and Training Management di BMI. Cambiamo quindi argomento, ci spostiamo nella parte alta e parliamo di tetto. Lo facciamo ovviamente con BMI Group, con Aldo Barbaglia, e chiediamo a lui di presentarci questa multinazionale, perché forse non tutti sanno BMI Group, che opera in diversi paesi, ovviamente tra cui in Italia con i marchi Virer e Icopal, e vorrei capire con lui anche quali servizi, partiamo già da lì, può offrire sul mercato, perché ormai lo capiamo, i servizi al di là dei prodotti fanno anche la differenza. Assolutamente sì, grazie Marco, buongiorno a tutti, io mi chiamo Aldo Barbaglia, mi occupo appunto di formazione per il gruppo BMI Italia. Beh, chi siamo? Siamo una multinazionale presente in tutto il mondo, leader in Italia e nel mondo nel settore delle coperture, sia nel campo delle coperture piane che in quello dei tetti a falda. In Italia siamo presenti dal 1963, abbiamo quasi 60 anni di presenza continuativa sul territorio nazionale, continuiamo a coprirlo, diciamo così, totalmente nella sua totalità, sia con i prodotti che con i servizi. Abbiamo 11 stabilimenti e depositi e circa 140 consulenti commerciali. Operiamo con due marchi, BMI Virer e BMI Icopal. Con BMI Virer abbiamo tutta la gamma di tegole in cemento, tegole coppe in laterizio e particolari che servono per la realizzazione di una copertura a regola d'arte, quindi membrane impermeabilizzanti, isolanti, sistemi per la gronda, sistemi per il colmo, linee vite, sistemi fotovoltaici. Quindi produciamo, diciamo così, a 360 gradi tutto ciò che serve per realizzare una copertura a regola d'arte. Ma Marco all'inizio ha detto due parole che noi spesso ripetiamo e sulle quali investiamo molto, cioè sistemi e soluzioni, anche perché oggi sempre di più dobbiamo parlare di sistemi per la copertura, siano esse piane piuttosto che a falde, e anche e soprattutto di soluzioni per il comfort e per l'efficienza energetica. Tant'è vero che noi, oltre alla disponibilità di prodotti e quindi all'assistenza tecnica che diamo su tutto il territorio nazionale, contiamo su alcuni servizi che mettiamo gratuitamente a disposizione dei nostri clienti, che sono l'Academy. BMI Academy è situata a Borgonato, Brescia, quindi zona Lago d'Iseo, è un'aula interfunzionale di oltre 400 metri quadri dove abbiamo un'area per le relazioni tecniche, un'area di laboratorio dove facciamo vedere come mettere in pratica quello che abbiamo visto in aula con vari specialisti. Poi abbiamo BMI Roof Pro, che è una rete di installatori qualificati e da noi certificati, che riescono a garantire la corretta messa in opera dei materiali. E oltre a questo un altro servizio è BMI Expert, è un servizio di consulenza per la progettazione, assolutamente gratuito, grazie a 10 tecnici che abbiamo in azienda, che sono disponibili su tutto il territorio nazionale ad assistere il cliente seguendolo nelle varie problematiche di cantiere, proprio perché ogni edificio è particolare, ogni edificio ha una storia a sé, a seconda che ci si muova dalle Alpi all'estremo sud, quindi alla Sicilia, ci troviamo ad affrontare situazioni completamente diverse per quanto riguarda i venti, la sismica, in base alle pendenze di falda, la necessità di fissare o meno gli elementi. Quindi diciamo che oltre a una gamma prodotto completa, offriamo anche una gamma di servizi importante proprio per soddisfare le varie richieste che ci arrivano dal mercato. Quindi BMI Italia è un po' tutto questo. Perfetto, effettivamente allora quando parliamo di tetto parliamo di un elemento importante, vabbè non voglio dire ovviamente delle banalità, però sappiamo che normalmente si tratta di una superficie disperdente molto ampia, ha un ruolo molto importante anche per quanto riguarda la protezione dell'involucro sottostante, quindi parliamo di un elemento ovviamente essenziale ma che spesso di cui insomma c'è un'importanza, voglio dire, fondamentale da tenere in considerazione nella cura del dettaglio. Sentiamo spesso parlare però di sistema tetto. Cosa significa parlare di sistema in questo caso? Sì, allora ne approfitto. Il relatore, così magari puoi condividerci qualche slide. Sì, grazie. Ecco qua. Io suppongo che si veda, confermamelo. Sì, sì, ti confermo che si vede. Perfetto. Ok, perfetto. Sì, come dicevamo, dobbiamo parlare di sistema tetto perché? Perché oggi dobbiamo parlare di sistemi e soluzioni per le energie rinnovabili, per l'efficienza energetica, per il comfort all'interno delle abitazioni. Ora, se andiamo a cercare dei dati che ci dicono quanto è efficiente o quanto disperde una copertura, mediamente troviamo un dato che si attesta attorno al 20%. Poi dipende dal tipo di edificio, è chiaro che se parliamo di case unifamiliari su piano unico,
questa percentuale di efficienza o comunque di influenza della copertura sull'efficienza totale aumenta notevolmente. Ma diciamo che minimo una buona copertura influisce per il 20%, quindi per un quinto, su quello che è il risparmio energetico piuttosto che le dispersioni che avvengono all'interno delle nostre abitazioni. Allora ecco che quando noi pensiamo a un'abitazione, pensiamo a una copertura, pensiamo a un edificio con un tetto, partiamo sì dall'elemento più esterno, che possono essere tegole in cemento, possono essere tegole o coppi in laterizio, ma dobbiamo pensare all'insieme di tutti gli altri elementi che rendono questo tetto funzionale. Quindi dobbiamo pensare anche al tipo di impermeabilizzazione da usare, al tipo di isolamento da usare, a quanto mettiamo in linea di gronda per consentire la ventilazione, a tutti gli accessori e i complementi per il colmo, nonché parliamo di messa in sicurezza delle coperture e anche di sistemi solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Quindi parliamo di un sistema tetto, parliamo di un qualcosa di fatto da strati che interagiscono fra di loro, che vanno a influire in modo determinante sul risparmio energetico, ma direi più che sul risparmio energetico proprio sul comfort all'interno delle abitazioni, ed eccono che nascono e noi proponiamo una serie di soluzioni che poi vengono personalizzate, fra poco vi spiegherò anche come e perché, e proponiamo, diciamo così, quindi una serie di sistemi che tendono a far sì che la nostra abitazione possa essere più efficiente, possa farci risparmiare, ma possa farci aumentare il comfort. Ecco che quindi ci dobbiamo muovere, diciamo così, nell'ambito di soluzioni, dicevo, personalizzabili, perché l'Italia è un paese stretto e lungo, quindi ci muoviamo dalle Alpi fino all'estremo sud, fino alla Sicilia, con climi diversi, con strutture di coperture diverse, perché nel momento in cui realizziamo una nuova copertura, i dati ci dicono che molto probabilmente il tetto sarà in legno, quindi sarà bene andare a proporre isolanti con una buona massa, tipo ad esempio la lana di roccia. Noi abbiamo una lana di roccia in classe A1, quindi ci garantisce che dal punto di vista, diciamo così, del fuoco ci dà delle ottime garanzie per quanto riguarda appunto la protezione degli abitanti. Ci dice poi anche che nel momento in cui proponiamo una soluzione con lana di roccia, andiamo ad abbinare un freno al vapore sotto e un altamente traspirante sopra, che consente, diciamo così, all'isolante di continuare a funzionare nonostante gli sbalzi termici, nonostante il passare delle stagioni, e lo pensiamo anche corredato da una ventilazione che ci consente di mantenere il manto di copertura sano, ma soprattutto ci asciuga l'eventuale acqua di condensa, consente alla lama d'aria continuamente di girare dalla linea di gronda e di uscire dalla linea di colmo, e quindi ci dà anche una grossa mano dal punto di vista del risparmio energetico. Questo isolante ha tutte le caratteristiche e possiede la certificazione per rientrare in quello che viene richiesto dai CAM, quindi va benissimo per quanto riguarda un discorso di super bonus 110, così come nel momento in cui ci dovessimo trovare in una situazione di ristrutturazione, ad esempio, dove abbiamo una soletta in cemento, dove abbiamo necessità di togliere quelli che sono gli elementi sulla nostra copertura e di andare a isolare in modo tale da riportare il comfort all'interno dell'abitazione e andarci a proteggere, diciamo così, col manto di copertura, quindi l'elemento più esterno dagli agenti atmosferici, potremmo pensare ad esempio a isolanti in polistirene additivati di grafite all'interno, per cui riusciamo a contenere l'altezza degli isolanti stessi, contenere lo sviluppo delle gronde, mantenendo comunque una certa efficienza, oppure anche isolanti in poliuretano, con gli stellerati che consentono sempre la ventilazione sotto tegola. La ventilazione che spesso è, tra virgolette, bistrattata, ma che invece ci dà veramente una grossa mano in ogni tipo di soluzione, perché come già dicevo, da una parte ci asciuga la condensa, dall'altra, qualora ci fossero delle infiltrazioni, consente, diciamo così, grazie anche ai teli impermeabilizzanti, queste infiltrazioni possono andare direttamente in gronda, ma soprattutto questa ventilazione, soprattutto per il periodo caldo. I dati ci dicono che dagli anni 2000 in poi è più quanto noi stiamo spendendo per il raffrescamento estivo rispetto a quanto stiamo investendo e spendendo per il riscaldamento invernale. Teniamo conto che la ventilazione ci dà una grossa mano in qualsiasi zona climatica proprio per tenere il caldo lontano dalla mia abitazione. La cosa migliore è proprio quella di far sì che
penetri all'interno dell'abitazione la miglior quantità di caldo possibile, perché una volta in cui è penetrata poi non possiamo fare nient'altro che o accendere il ventilatore o l'aria condizionata. Quindi tanto più la teniamo all'esterno, tanto più il comfort all'interno della nostra abitazione aumenta. Accanto a queste soluzioni ce n'è un'altra che abbiamo appena lanciato sul mercato, che è il sistema Unitem bassa pendenza. Questo nasce semplicemente da un'esigenza forte, sentita sul mercato, di una serie di coperture che hanno una pendenza al di sotto del 30%. Sono tutte situazioni in cui le tegole, i coppi tradizionalmente, non soltanto le nostre, ma anche quelle degli altri produttori, non potrebbero essere installati perché sotto il 30% ci sono pochi elementi che garantiscono l'impermeabilità del manto. Con questo sistema Unitem bassa pendenza riusciamo a dare un sistema isolante, un'impermeabilizzazione che garantisce l'assoluta impermeabilità della copertura fino al 20% di pendenza. Ecco quindi che sono questi i motivi per cui parliamo di sistemi. Parliamo di diversi materiali di nostra produzione, integrati tra di loro con soluzioni differenti che vogliono andare a rispondere alle varie esigenze che troviamo nel territorio. Per questo noi abbiamo BMI Expert, questi sono i miei colleghi presenti in azienda, sono disponibili su tutto il territorio nazionale e come BMI Expert svolgono un servizio di consulenza in fase di progettazione assolutamente gratuito, sia rivolto ai progettisti, sia rivolto alle imprese, ma anche rivolto al privato piuttosto che alla rivendita, e danno una consulenza in sede progettuale proprio per arrivare a stabilire quale può essere la miglior soluzione possibile per quel tipo di ristrutturazione, per quel tipo di intervento, proprio perché a seconda della situazione in cui ci troviamo a progettare, a pensare alla copertura, sia un centro storico, sia una periferia, sia fronte lago, fronte mare, sia sugli Appennini, sia in una zona di pianura, a seconda della latitudine, velocità del vento, se zona sismica e quant'altro, con tutta una serie di parametri, la copertura va progettata in un determinato modo e il team di BMI Expert è appunto a disposizione dei nostri clienti, anche e soprattutto perché tutte le strutture che vengono proposte vengono verificate, per cui si garantisce che non c'è possibilità di formazione di condensi interstiziali all'interno dei pacchetti. Quindi sono tutti pacchetti certificati con materiali CAM che ci danno una grossa mano appunto nel parlare di efficienza e di risparmio energetico. Perfetto. Senti, altra curiosità, altra domanda. Noi stiamo vivendo ormai da qualche mese un periodo, diciamo, di profonda crisi energetica, no? È un tema che ovviamente si riflette un pochino su quella che è la richiesta sempre più forte di energie rinnovabili, anche quella per carità incentivata, ma figlia un po' di di questa crisi che stiamo vivendo. Anche qua il tetto diventa protagonista molto spesso, no? Volevo chiederti proprio se BMI ha delle soluzioni specifiche per venire incontro a queste esigenze. Sì, grazie Marco, assolutamente sì è la risposta. Abbiamo una serie di soluzioni specifiche, ormai consolidate da molti anni nel nostro pacchetto di prodotti. Una ad esempio sono le membrane impermeabilizzanti riflettenti. Qui vedete un'indicazione che ci dice che nel momento in cui batte una fonte di calore molto importante sulla sommità delle membrane impermeabilizzanti, nel momento in cui abbiamo una membrana impermeabilizzante riflettente, l'isolante sottostante lavora per abbattere 13 gradi in meno rispetto alla soluzione in cui la membrana impermeabilizzante non è riflettente. Quindi possiamo dire che le membrane impermeabilizzanti riflettenti non possiamo dire che sono isolanti, chiaramente perché non lo sono, non è quella la loro funzione, ma riflettendo i raggi di calore danno una grossa mano per l'isolamento e quindi anche per quanto riguarda il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Ma oltre a questo abbiamo anche una gamma di prodotti per il manto, penso in modo particolare a Tegal, che è questa tegola piana dal design molto semplice e lineare, piuttosto che penso al nostro coppo di Francia, che è un elemento in cemento garantito 30 anni, che hanno al loro interno, all'interno della ricetta, ci sono dei pigmenti riflettenti che sono in grado di riflettere una radiazione di solare molto importante, una radiazione di calore molto importante, tant'è vero che attestiamo il TSR, certificato dalla documentazione tecnica, pari al 34%. Quindi abbiamo anche delle superfici di tegole che sono in grado di riflettere parte dell'irraggiamento solare che cade sulla loro superficie. Quindi anche questo ci dà una grossa mano per quanto riguarda le energie rinnovabili e l'aspetto energetico. Accanto a questo abbiamo anche BioLite, che è una membrana impermeabilizzante realizzata con zuccheri di canna,
un prodotto che è realizzato con l'87% di prodotti rinnovabili, quindi dobbiamo pensare anche noi a tutto l'intero ciclo di vita dei materiali e dobbiamo e vogliamo garantire di proporre al mercato dei prodotti ecosostenibili, dei prodotti che, come già dicevo, e qui cito ancora una volta gli isolanti, sono certificati CAM, quindi hanno all'interno del loro pacchetto una certa quantità di materiale riciclato, ma dobbiamo appunto garantire anche il fatto di immettere sul mercato dei materiali che hanno l'impatto più basso possibile nei confronti dell'ambiente. Anche in questo senso va Indax, che è un sistema fotovoltaico integrato, integrabile in qualsiasi manto di copertura. Qui ne vedete un esempio, piuttosto che qui ne vedete un altro esempio. È un sistema quindi che è in grado di produrre energia, è integrabile in qualsiasi manto di copertura, quindi io posso pensarlo sia per una casa nuova, un'abitazione nuova, un edificio nuovo, sia in fase di ristrutturazione. Vedete che dal punto di vista architettonico si integra anche molto bene, anche dal punto di vista visivo, all'interno della mia abitazione, e parliamo di un sistema fotovoltaico che ha una duplice funzione. La prima che sostituisce il manto di copertura perché è assolutamente impermeabile, e la seconda che produce energia elettrica. L'altro grosso vantaggio è che il sistema è retroventilato, cioè i moduli, se vedete in questa slide, sono montati a scandola, quindi uno sull'altro, per cui ci sono delle asole, ci sono 4 asole sotto i pannelli che da un lato consentono lo smaltimento dell'eventuale condensa nel momento in cui si va a formare, e dall'altra la retroventilazione, quindi consentono la ventilazione sotto il modulo, per cui garantiscono un'efficienza sempre molto alta, perché a livello di pannelli fotovoltaici diciamo che più si scaldano e meno producono, più invece riusciamo a mantenere le temperature un po' più basse e più aumenta l'efficienza in termini di produzione di energia elettrica. Tenete poi anche conto che un'altra grossa garanzia è il fatto che c'è la totale assenza di guarnizioni, quindi il sistema è completamente impermeabili, ma non perché ci sono delle vasche, ma perché i pannelli sono tutti posati, incastrati tra di loro su canaline di drenaggio fra un pannello e l'altro e su una lattoneria perimetrale su tutti i 4 lati che forniamo noi in kit, che ci garantisce l'assoluta protezione da parte di qualsiasi tipo di evento atmosferico. Assenza di guarnizione è un punto molto importante, perché qualora noi utilizzassimo delle guarnizioni per far tenuta, è chiaro che con gli sbalzi termici, col passare non solo dei mesi, ma degli anni, perché parliamo di impianti garantiti decine d'anni e fra poco ve lo racconterò meglio, è chiaro che noi dobbiamo garantire da qui per i prossimi decenni che il sistema produca energia in un determinato modo, ma anche e soprattutto sostituisca il manto di copertura in un determinato modo, quindi ne garantisca l'impermeabilità, e l'assenza di guarnizioni ci dà una grossa mano. Il prodotto è garantito 15 anni sui difetti di fabbricazione e abbiamo una garanzia lineare sulle prestazioni per 25 anni. Vuol dire che garantiamo che dopo 25 anni di utilizzo il nostro sistema non scenda sotto l'80% di efficienza rispetto a quello iniziale. Parliamo di moduli da 365 watt picco che sono in grado di resistere a un carico uniformemente distribuito, quindi pensiamo al carico neve molto importante, fino a 550 kg al metro quadro, e scelta di qualità, parliamo di celle monocristalline, quindi con una resa decisamente elevata. Perché scegliere un sistema integrato rispetto a un sistema invece on-roof, quindi cosiddetto d'appoggio? Beh, è chiaro che nel sistema d'appoggio noi dobbiamo avere dobbiamo introdurre all'interno della nostra copertura tutta una serie di elementi diversi, cioè dobbiamo andare a prendere dei montanti, dei traversi, dobbiamo andare a forare le nostre tegole, dobbiamo quindi andare a modificare l'elemento di tenuta, dobbiamo poi andare a impermeabilizzare dove abbiamo fatto quel tipo di interruzione, dobbiamo andare a camminare sul manto, a montare dei pannelli, quindi ci troviamo ad andare ad alterare, a modificare l'elemento tegolo e l'elemento coppo, dovendo stare molto attenti a montare esattamente un kit di elementi, tenendo conto che è molto importante l'impermeabilizzazione, perché nei punti di discontinuità ci potrebbero essere dei problemi dati dalle infiltrazioni. La differenza con Indax sta proprio nel fatto che il sistema è integrato, nasce in kit, lo possiamo integrare in qualsiasi tipo di falda, qualsiasi latitudine, evitiamo l'acquisto di tutta una serie di altri materiali e rimane anche un lavoro, oltre che
dà poi un certo tipo di efficienza perché l'impianto è particolarmente efficiente, anche un lavoro pulito, tra virgolette, dal punto di vista estetico. Vi ho parlato prima dell'impermeabilità, vedete che qui vedete due sezioni, l'acqua chiaramente passa dai punti più alti alle zone più basse e se guardiamo questa sezione orizzontale vediamo che oltre ad avere delle canaline, delle scossaline laterali, in mezzo c'è questa canalina di drenaggio che ci aiuta a portare via tutta l'acqua. Qualora avessimo delle infiltrazioni fra un modulo e l'altro e si infiltrasse all'interno dei profili di alluminio, è previsto che comunque nelle scossaline laterali quest'acqua possa defluire. E qui vedete bene in questa slide le famose asole, ce ne sono 4 per pannello, il pannello è largo poco più di 90 cm, vedete 4 asole da cui è possibile smaltire l'acqua di condensa da una parte e dalle stesse asole arriva aria che in modo naturale circola sotto il pannello stesso, mantenendo bassa la temperatura e quindi garantendo una buona produttività. Vi dicevo, tutto questo sistema viene fornito in kit, quindi forniamo noi tutte le lattonerie perimetrali, sia di gronda che di colmo e laterali, anche con tutti gli elementi di fissaggio. Abbiamo poi tutta una serie di pezzi speciali per cui il campo può essere anche non soltanto quadrato o rettangolare, ma abbiamo degli angoli che ti consentono di realizzare anche delle figure sempre geometriche, ma con angoli speciali a sinistra, destra, in basso, a destra e sinistra. Quindi riusciamo anche, diciamo così, a uniformarci a varie esigenze specifiche di cantiere. Questo è un particolare del montaggio e anche qui, ancora una volta, io concluderei dicendo che per i preventivi potete rivolgervi a bmiexpert.it@bmigroup.com, risponderanno a questa email, verrete ricontattati dai miei colleghi che vi ho fatto vedere prima, scelta aziendale, tanta assistenza in fase progettuale, gratuita, senza alcun tipo di impegno, scelta di non avere programmi su internet, ma di avere persone che colloquiano con i nostri interlocutori per capire e studiare insieme a loro quale può essere la miglior soluzione per il progetto che stanno affrontando. Avevo l'audio disattivato, eccomi qua. Ecco, sì, non ti sentivo. Ti ringrazio Aldo, sono arrivate un po' di domande, però come ti avevo anticipato dobbiamo un pochino correre, vedo che sono domande che necessitano di risposte un po' più articolate, quindi preferisco non risolverle adesso velocemente in 30 secondi, ma girartele per una tua risposta Benissimo. successiva alle persone che ci stanno seguendo. Nel frattempo comunque dico ovviamente a chi ci segue che sia Aldo Barbaglia che ovviamente BMI Group, anche con noi nel corso dell'anno li ritroverete, quindi per entrare maggiormente nel dettaglio anche di questi sistemi che oggi sono stati presentati. Grazie Aldo, grazie a BMI Group. Grazie a voi.